Amici bellini, buongiorno. E io mi sono svegliato da poco, non ho manco il tempo, insomma, di riciatare. Che noi dovremmo parlare del Sassuolo, dovremmo parlare cioè, siamo in prepartita, già, siamo in vigilia. Ma succedono tutte queste cose, le plusvalenze, il bubbone che è scoppiato, e tiriamo dentro il Napoli, e tiriamo dentro... poi parliamone. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuti sul Caffè Napoli 1926. Siamo su YouTube, siamo un canale così, siamo anche su Facebook, su Instagram, su tutte le cose belline. Devo ringraziare il nuovo iscritto che vedo lì, non lo vedo, Jenny Russo. Quindi, benvenuto Jenny Russo, bentornati tutti gli altri. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché noi qui cerchiamo di fare approfondimento di qualità per quanto possibile e ci facciamo anche aiutare. Io non è che parlo da solo a vanvera, mi faccio aiutare dagli addetti ai lavori, chiamo giornalisti, chiamo chi ne sa, chi ne capisce, ex arbitri, ex giocatori. Insomma, se si deve parlare poi di plusvalenze, di falsi in bilancio, eccetera, eccetera, noi dobbiamo parlare con chi se ne occupa, e quindi così. Se voi andate a fare un saltino indietro nel tempo, uno breve e uno lungo, quello breve potete andare nell'ultima live, dove alla fine, quando andiamo a salutare il giornalista Guido Gentile, Fabio Versatile fa la domanda e dice: ma mo le plusvalenze, la Juventus, che cosa succede? E io, dato che stavo in chiusura, dico a Guido di essere anche breve, ma il discorso è bello ampio e Guido già ci parla di questa cosa e ce lo spiega bene e ci fa capire che non è che per questa questione delle plusvalenze che sono state ammesse finora, adesso improvvisamente radiano la Juventus e noi ci ridanno gli scudetti indietro. Non funziona così e vi spiego anche il perché. Il problema è che io ricordo benissimo quando il Napoli ha fatto l'operazione Osimhen, tutti quanti siamo rimasti un pochino sulla sedia così: ma quanto l'abbiamo pagato? Perché si parla di 50 milioni in 5 anni con le rate eccetera eccetera, ma il valore perché 71 milioni? E adesso perché l'Equipe in Francia dice che è di 81 milioni? Salgono queste cifre come se 11 milioni non fossero niente. Perché cambiano queste cifre? E ci siamo chiesti: ma è mai possibile che Karnesis e quegli altri giovani vengono valutati 20 milioni? Ce lo siamo chiesti noi per primi. E il salto in lungo nel passato lontano, voi dovete andare a vedere, se trovate su Caffè Napoli Muratore, quando si parlava del passaggio di Muratore, un giro di soldi, Muratore valutato 8 milioni, che non aveva mai giocato in Serie A e doveva passare un giro tra Genoa, Atalanta, non si è capito, poi finirà Muratore in Serie C, in Serie B, non lo so che fine ha fatto. Sapete dove gioca Muratore? Me lo potete scrivere nei commenti. Vi rendete conto? Allora, io ogni volta che portavo avanti questo discorso mi si rispondeva sempre: ma finché è legale, ma che ci vuoi fare? È legale, quindi si può fare e si aumenta, si dà un valore esagerato a un giocatore, si dà un valore esagerato a un altro giocatore, si fa lo scambio, a bilancio fai conto che ti sono entrati questi soldi, hai gonfiato il valore così, plusvalenze, ti iscrivi al campionato, hai meno debiti eccetera eccetera. Io mi indignavo, mi dicevano: ma si può fare, è legale. Allora perché adesso non si può fare più? Quindi questa è la prima cosa. E Guido ci spiega anche bene il perché adesso probabilmente sta avvenendo meno tutto il sistemone. Perché anche l'Italia come sistema calcio ha perso appeal rispetto al campionato inglese, rispetto al campionato spagnolo, a quello tedesco e anche quello francese. E io qua ricollego tutto, guardate com'è pulito questo video, anche al pallone d'oro. Perché se il pallone d'oro deve andare a Messi, e vabbè, ok, non dico che doveva andare a Jorginho, però lo dicono un pochino tutti, opinione generale, che Lewandowski l'avrebbe meritato l'anno scorso e probabilmente anche quest'anno per la continuità, eccetera, eccetera. Però va a Messi proprio nell'anno in cui il declino assoluto, lascia il Barcellona, va proprio al Paris Saint-Germain, miglior portiere Donnarumma, e ringrazio il Paris Saint-Germain, si fa a Parigi, si illumina la Torre Eiffel e quindi vi renderete conto che tutto torna, sale la quotazione del campionato francese e scendono tutti gli altri. Quindi questa è una delle discussioni che uno voleva pure accennare. Ma io, dato che voi vi siete dimenticati il like,
che lo so che vi siete dimenticati il like. Io devo ringraziare, perché non va bene non ringraziare. Io voglio veramente ringraziare Alfonso Giardino e Mario Cutolo. Mario, che tra l'altro sempre presente, che ogni volta mi dava il supporto donazione in live per ogni gol del Napoli, e non si è dimenticato, anche il giorno dopo veramente l'ha fatto. Mario, sei un grande, veramente grandissimo. Ma via PayPal è arrivato pure Alfonso, che mi ringrazia per il servizio, per la professionalità. Veramente grazie mille ragazzi, e vi darò soddisfazione, ve lo prometto che il vostro aiuto non finisce nel vuoto, anzi, quello che mi arriva così vi ritorna in termini di qualità, è una promessa che vi sto facendo. Quindi, per ritornare al discorso, perché il discorso delle plusvalenze, ci deve essere qualcos'altro sotto, perché se noi andiamo poi a vedere la questione della Juventus, no? Quando poi si parla del rapporto, per esempio, già solo con il Genoa, si parla, e queste parole della Repubblica, si parla di 123 milioni in trasferimenti. In realtà sono soltanto 25 che sono andati a rimpolpare i conti, tutto il resto sono frutto di scambio. Li avete poi visti? Ricordate Sturaro quanto fu valutato? Per fare un esempio che mi viene a braccio così. Difficile sostenere che fossero interessi puramente sportivi. 74 milioni spesi per prendere giocatori dal Genoa hanno fruttato alla Juve solo 14 presenze in campionato, 12 di Perin e 2 di Zanimacchia. Chi è Zanimacchia? Chi è? Io Muratore lo conoscevo, Carnea di chi era costui, ma Zanimacchia chi è? Mamma mia. Anche il caso di Romero è a dir poco particolare, 26 milioni, poi ceduto per 16 e poi loro l'hanno rivenduto al Tottenham proprio a Paratici. Mamma mia, che cosa straordinaria. Ma questo non è l'unica cosa, perché se poi andate a scavare si parla anche delle... Ovviamente ci hanno subito coinvolto a noi, Osimhen, ma si parla anche dell'Inter, anche dall'altra parte, anche con la Sampdoria. Pinamonti, che va, Inter Genoa, perché acquista il portiere Radu, spendendo poco più di quanto incassato. Dopo 12 mesi dopo tocca a Pinamonti, San Brugliana, va al Genoa per 19 milioni, è meglio quando vado a braccio che quando leggo. Va al Genoa per 19 milioni e torna per 21 all'Inter, dove lui e Radu non giocano quasi mai. Insomma, per certi versi la Juventus è in buona compagnia. Gli stessi PN hanno parlato di numerosi profili da far tremare diverse altre squadre. Molti club si sono chiamati fuori, ovviamente, ma tu devi pensare che c'è pure la Sampdoria, il Casa Udero, Favilli e Muratore, vedi che ritorna Muratore, eccetera, eccetera. Kin, che parte per 30 e torna per 35, eccetera, eccetera. Signori, la questione è questa: se ci sono, perché io sto sentendo che ci sono anche stipendi arretrati per Ronaldo, una carta segreta, cose non messe a bilancio ma che comunque dovete pagare, e quindi la questione è che adesso è coinvolto il Napoli, la paura, eccetera, eccetera. Va bene, va benissimo, è chiaro il giochino è chiarissimo. Creare confusione, perché nella confusione i potenti restano comunque con lo scettro in mano della cosa. Non succederà niente, credetemi, non succederà niente. Non succede niente al Napoli, perché non può succedere niente al Genoa, non può succedere niente all'Inter, non può succedere niente alla Sampdoria e tutte le altre squadre che hanno fatto questo. La Roma, il caso Manolas di cui abbiamo parlato anche in live. Manolas di Avarà, ci fu un casino, un macello, si paga prima, poi dopo vi pigliate di Avarà dopo, così nel frattempo vi iscrivete al campionato perché metti a bilancio dell'anno precedente e quindi ti puoi iscrivere, che c'è tutto fasuli, sono tutti fasuli, cioè sono numeretti che proprio via PayPal si spostano. Tu dici, ti sto dando 30 milioni, muovo 30 milioni cash? No, metti 30 milioni come numeretto nel computer, dopodiché fai le cose tue, dopodiché spediscimi 35 milioni, così io non ho mosso niente, tu non hai mosso niente, il bilancio sta a posto. Mi hanno sempre detto che era legale, adesso non è legale più, perché? Perché il sistema calcio italiano è debole, siamo più scarsi degli anni precedenti, forse l'Italia rischia che non va ai mondiali, insomma, questo poi è il problema. Nel frattempo il discorso del pallone d'oro l'abbiamo spiegato, e quindi non ci aspettavamo niente. Sono contento per il podio, sinceramente, per Jorginho. Era difficile immaginare di più di quello, ma alla fine anche lì è un discorso politico, di accordi, di favori, di amicizie. Non è più pulito, non è bello. Come non è più pulito, non ne volevo neanche parlare, ma la devo accennare questa cosa: la molestia subita dalla giornalista
fuori allo stadio della Fiorentina, che è una cosa scandalosa, ma è tremendo che succede, ma è più tremendo, credetemi, è più grave che dallo studio. Non so nemmeno chi, non voglio nemmeno ricordarmi i nomi, dice non te la prendere, tu a posto, succede. No, non succede, ragazzi. Voi dovete fermare la trasmissione, dovete andarlo a prendere, dovete fargli fare la figura di merda in diretta e dovete denunciarlo. È stato individuato, sarà denunciato, va benissimo, ma non va bene che dallo studio ti dicono non te la prendere. E la poverina, impotente, proprio dice, cioè non riesce nemmeno a reagire, dice scusa ma non puoi fare così. E gli capita ancora. Allora, è veramente grave la figura della donna, l'idea che fuori allo stadio o all'interno dello stadio le regole non valgono, perché poi io voglio vedere, la ragazza non era nemmeno, che qualcuno dice, però, sai, le ragazze provocano vestiti, a parte che ognuno si può vestire come cazzo vuole lei e non deve per forza essere toccata da nessuno, questa è la prima cosa. Ma poi, perché? La questione deve essere sempre perché nello stadio ci sentiamo tutti protetti, ci sentiamo tutti che possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo insultare, il razzismo eccetera eccetera, e li voglio vedere se a un ristorante fanno la stessa cosa di razzismo. Ultima notizia, ancora una telefonata nella trasmissione di Cruciani, Koulibaly eccetera eccetera, e come lo dovevano chiamare. Sta migliorando la situazione, signori? Quella è la mia domanda da Valerio Fluido da New York. La situazione sta migliorando? No. Abbiamo ignorato, abbiamo detto non diamo spazio così, è migliorata la situazione? No, cambiamo il modo di come vediamo il calcio, ma deve partire dai vertici. Noi facciamo il nostro da tifosi, ci indigniamo se succede a noi e se succede agli altri, indigniamo se succede a noi e se succede agli altri. Le simulazioni non le voglio vedere. È tornato Politano negativo, ultima simulazione che mi ricordo di Politano, non le voglio vedere né nella mia squadra né nelle altre, squalifica subito, prova TV e squalifica, così migliora il calcio, così quando andiamo poi in nazionale, quando andiamo in Champions, quando andiamo in Europa siamo migliori anche noi, siamo migliori, siamo più abituati a giocare a pallone. Questo è un discorso che deve essere generale, generico, da noi parte. Da noi amici bellini, voi siete poi straordinari, non so, penso che abbiamo sfondato i 1400, a questo punto ragazzi i like, sto parlando della partita precedente della reaction, a questo punto il livello deve alzarsi e deve essere 1926 like di media, non c'è proprio dubbio. Manolas c'ha la diarrea, quanto è forte la diarrea di Manolas? Secondo me già è venduto a gennaio, ma queste non le possiamo sapere queste cose, dobbiamo semplicemente pensare che è tornato un ass, che è tornato Politano e che probabilmente andranno in panchina. Vediamo se Demme recupera titolarità a questo punto, se qualcuno ha bisogno di riposare, perché poi questo è il problema. E vediamo di affrontare questo Sassuolo che non è assolutamente facile, non è assolutamente una partita facile. È un video di putpurri, è la rumba delle notizie che ho cercato di racchiudere. Voi mi dite la vostra su quello che volete, questa poi è la bellezza di questo canale dove la qualità è alta. Io ti chiedo sempre alziamolo il livello, e il livello qui è alto già, lo possiamo alzare ancora di più, non c'è problema. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, se escono altre cose ne parliamo sui vari social, se vi iscrivete al canale Telegram ci sono anche cose extra che altri non vedranno. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.